Amici dello Scrigno del Calcio, buongiorno, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video e questa è la rubrica Che fine hanno fatto, e oggi parliamo di un nome che era venuto in mente a me ma che mi ha suggerito anche qualcuno di voi, e cioè parliamo del Sant'Anastasia. Mi raccomando, l'accento è sulla I, non è Sant'Anastasia come logica vorrebbe, come il nome anche di persona femminile vorrebbe, ma il paese si chiama Sant'Anastasia. Squadra nata nel 1945, è una storia in realtà breve, soprattutto a determinati livelli, perché il Sant'Anastasia milita nei campionati regionali fino agli anni 90, nato peraltro nel 1945, quindi non ha una storia ancora centenaria, cambiando peraltro spesso denominazione da Unione Sportiva Sant'Anastasia a Stasia, poi con il nome di Associazione Calcio Sant'Anastasia riesce ad arrivare a raggiungere prima l'eccellenza e poi la Serie D nella stagione 96-97. Nel 97-98 raggiunge un ottimo sesto posto all'esordio in Serie D e addirittura nel 98-99 arriva la prima storica promozione in C2, praticamente inaspettata, una sorpresa enorme. La promozione dei Campani, Sant'Anastasia, dimenticato di dirlo, un paese in provincia di Napoli, paese poi sono quasi 30.000 abitanti, quindi neanche così piccolo, arriva la promozione in C2 con l'allenatore Pasquale Santosuosso e il duello serrato proprio fino alla fine con l'Igea Virtus, tra l'altro Sant'Anastasia inserito nel girone I della Serie D con le squadre siciliane. Di solito le campane sono tante, quindi a volte sono divise, e lì capitò con le siciliane, quindi anche con trasferte non lontanissime ma neanche raggruppate proprio all'Interland campano. Sant'Anastasia arriva in C2, sembra un po' la matricola destinata a dover soffrire tanto in C2, invece al primo campionato di C2 99-2000 riesce ad ottenere addirittura il sesto posto, quindi va praticamente ad un passo dai playoff per la C1. Nel 2000-2001 le cose vanno un po' peggio, arriva al 14° posto e l'obbligo di disputare gli spareggi salvezza, i playout, che però il Sant'Anastasia vince con la Cavese, o meglio vince, sono 2 pareggi e riesce a salvarsi grazie alla miglior posizione in classifica al termine del campionato. Nel 2001-2002 le cose non vanno male, tutt'altro, arriva a un 7° posto con grande rimonta nel girone di ritorno con 8 vittorie casalinghe. Tra l'altro nei campionati Serie C fino all'ultimo anno il Sant'Anastasia non riesce a giocare nel proprio stadio, che è troppo piccolo, non è a norma per la Serie C, e quindi deve spostarsi. Deve girovagare un po' per i paesi limitrofi, trovando impianti che ospitino le proprie partite casalinghe, che è un handicap non da poco, soprattutto a certi livelli, e soprattutto quando si scontrano poi le squadre con tifoserie agguerrite che magari sono anche vicine a quegli stadi, quindi riescono ad arrivare in massa anche agli stadi. È un po' come, non dico giocare sempre in trasferta, ma comunque non sentirsi mai protetti da un fortino casalingo a cui poi ci si abitua. Insomma, nel 2001-2002 il Sant'Anastasia arriva 7° in C2 e quindi riesce ad ottenere anche molto più della salvezza richiesta ad inizio stagione, ma in estate il proprietario non paga la fideiussione, scongiura il fallimento, ma costringe la società a ripartire dalle categorie inferiori, riparte dalla seconda categoria nell'estate del 2002 il Sant'Anastasia, quindi non solo si priva della possibilità di giocare in C2, ma torna molto più indietro di dove era partito, e da allora il massimo che abbia raggiunto, tra l'altro ricambiando ancora molte volte denominazione, è l'eccellenza. Ha vinto nel 2013 la Coppa Italia Dilettanti della Campania e oggi milita nel campionato di eccellenza. Vi faccio vedere anche la figurina con lo scudetto del Sant'Anastasia. Qui viene riportata anche Associazione Calcio 1975, quindi questo anche per le varie rifondazioni e le varie denominazioni che poi sono state attribuite
al club, 3 campionati di Serie C2. Noi ogni tanto andiamo a caccia di società che abbiano disputato un solo campionato tra i professionisti. Sant'Anastasia ne ha fatti 3, quindi comunque ha raggiunto un po' l'Olimpo della sua storia con questi 3 campionati professionistici alla fine degli anni 90 e all'inizio degli anni 2000. E poi è un po' scomparso dai radar. Certo, è difficile ad oggi immaginare un ricalcare quei fasti lì, però non si può mai dire, perché abbiamo visto come poi una giusta proprietà, una giusta dirigenza, giusti acquisti possano aprire dei cicli positivi o negativi. Basti vedere quello che sta succedendo ad esempio alla Sampdoria per ritornare in alto o per crollare miseramente, e questo è qualcosa che unisce un po' tutto il mondo del calcio, ma soprattutto direi negli ultimi anni è fondamentale avere una proprietà solida e una dirigenza competente che spenda i soldi, non tanto quanti soldi spendano ma come vengano spesi per tornare ad un certo punto a livelli decenti. Vedremo che cosa ne sarà del Sant'Anastasia, che tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000 disputò 3 campionati di C2, peraltro anche con ottimi risultati. Questo è lo Scrigno del Calcio, questa è la rubrica Che fine hanno fatto. Ogni lunedì analizziamo il percorso di una squadra che ha partecipato ai campionati professionistici nel passato e che oggi è un po' dimenticata. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, commentate e noi ci vediamo domani. Ciao!